Ciao a tutti ragazzi, bentornati allo Scrigno del Calcio, bentornati sul canale. Ogni giorno vi raccontiamo una storia di calcio, ma noi vi raccontiamo le storie, voi in cambio iscrivetevi al canale, facciamo uno scambio reciproco gratuito, peraltro, perché iscriversi al canale è sempre gratis, così come gratis è seguirci sui social, il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook e su Instagram, il Popolo del Calcio è il blog. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e seguiteci ovunque, così noi possiamo continuare a raccontarvi le storie. E oggi torniamo indietro di una trentina d'anni, almeno ad oggi, che siamo nell'estate del 2024. Poi voi magari vedrete questo video fra 10 anni e direte: questo con i numeri non ci capisce un granché. Torniamo a USA 94 e all'esordio dell'Arabia Saudita ai mondiali. È l'esordio assoluto. A USA 94 ci sono due debuttanti assolute, una è l'Arabia Saudita, una è la Nigeria, destinate secondo tanti a tornarsene a casa dopo le prime 3 partite, e che invece arriveranno a giocarsi gli ottavi di finale. La Nigeria metterà una paura del diavolo agli italiani e al bambino che ero io nell'estate del 94 e che ebbi una paura terribile di non vedere più l'Italia dopo gli ottavi di finale, salvo poi godermi la doppietta di Roberto Baggio contro la Nigeria. L'Arabia Saudita arriverà agli ottavi di finale, dove verrà eliminata dalla Svezia, suscitando però una grande impressione. E il protagonista principale di quell'Arabia Saudita era Saed Al-Owairan, che probabilmente molti di voi non associeranno il nome, ma conoscono già, perché se voi andate sul web o vi fate un giro, insomma, su qualsiasi articolo parli dei gol dei mondiali, avrete visto il gol di Al-Owairan contro il Belgio a USA 94. Adesso ci arriviamo, ma è uno dei gol più belli nella storia dei mondiali e fu eletto come il gol più bello dell'edizione dei mondiali americani del 1994. Voi dovete sapere che Owairan era un centrocampista d'attacco, un attaccante, diciamo, insomma, un giocatore molto talentuoso, il più famoso nella storia dell'Arabia Saudita. Già all'epoca era un giocatore molto apprezzato in patria, ha sempre giocato nella stessa squadra, l'Al-Shabaab. Nella sua carriera una sorta di Maldini, una sorta di Totti dell'Arabia Saudita, e nel 1994 arriva come stella della squadra all'esordio degli arabi ai mondiali. Come abbiamo detto, nessuno ha grandi aspettative sull'Arabia Saudita, anzi forse è una delle squadre che interessa meno anche nelle partite, anche perché le partite di USA 94 si giocano quando negli Stati Uniti spesso è giorno, quando è addirittura mezzogiorno, per permettere in Europa di vederle ad orari decenti, di vederle nel tardo pomeriggio fino poi a sera inoltrata. E forse non tutti hanno questo grande desiderio di guardare le partite dell'Arabia Saudita. Io sì, perché ero un matto e guardavo tutto, però magari il tifoso medio non aveva nell'Arabia Saudita la sua passione principale, la sua aspirazione principale nel vedere le partite dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita inizia destando una buona impressione giocando contro l'Olanda, va in vantaggio e perde 2-1. Nella seconda partita deve vincere per non essere eliminata contro il Marocco, che è una squadra del livello dell'Arabia Saudita, anche se ha parecchio talento. Vince 2-1 e si appresta a giocare l'ultima partita contro il Belgio per sperare in una qualificazione inaspettata all'inizio, ma fattibile all'ultima gara. E qui sale in cattedra proprio Al-Owairan, che dopo poco più di 5 minuti segna il gol più bello di USA 94. Lui prende palla nella propria metà campo, inizia a smarcare i giocatori del Belgio fino ad arrivare nell'area di rigore del Belgio, dove vince un rimpallo e fa gol mettendo il pallone in scivolata sotto la traversa, tra l'altro beffando un portiere come Predom, che non era l'ultimo arrivato. I dribbling sono di un'eleganza eccezionale. Ricorderete altri gol simili, quello di Maradona nell'86 contro l'Inghilterra, quello di Weah
nel 96 in Milan-Verona erano azioni di velocità Maradona, di potenza UEA. Il gol di Al Owairan è molto tecnico, è molto elegante nella corsa. Se voi vedete, soprattutto i due dribbling che fa a centrocampo sono di grande eleganza, ed è un gol che fa il giro del mondo. Altro che non vedere le partite dell'Arabia Saudita, quel gol iniziano a vederlo tutti, quasi più dei gol del Brasile, quasi più dei gol dell'Italia, perché è effettivamente un gol eccezionale. L'Arabia Saudita si ferma agli ottavi di finale contro la Svezia, tra l'altro disputando anche una buona partita contro una squadra solida che arriverà terza in quell'edizione come la Svezia. I riflettori sull'Arabia Saudita si spengono. Al Owairan è accolto da eroe in Arabia Saudita. Pensate che il sovrano dell'Arabia Saudita lo ricopre d'oro, si parla di macchine, di soldi, perché il paese è stato nominato e acclamato dal mondo grazie a quel giocatore. Lui vince il pallone d'oro asiatico nel 1994, dopodiché forse quella celebrità e quella ricchezza gli dà un po' alla testa, non riesce a gestire quella popolarità, anche perché è vero che lui non ha popolarità magari in Europa, non viene cercato da squadre europee, forse il livello del calciatore è leggermente più basso rispetto a quelli europei, ma in Asia e nel popolo arabo in particolare è davvero un eroe nazionale, anche perché i paesi arabi sono appassionati di calcio, magari non tutti, ma ad esempio io quando ho visto l'Arabia Saudita ai mondiali i tifosi erano molto, molto appassionati. Quindi lui è un personaggio parecchio riconosciuto nel paese, è il personaggio più popolare del paese. E qui inizia a commettere degli errori che lì vengono perdonati poco. Intanto nel 1995 lascia l'Arabia Saudita, lascia il ritiro della squadra per una vacanza in Marocco non autorizzata, ma soprattutto nel 1996 viola le regole, le leggi dell'Islam e del Ramadan, perché viene riconosciuto e fermato all'uscita di un locale egiziano di notte con due ragazze europee con cui aveva avuto dei rapporti sessuali all'interno del locale. Probabilmente si dice, forse dopo aver anche bevuto qualcosa di straforo, e viene punito severamente, addirittura con 3 anni di reclusione. Si dice anche qui che in Arabia Saudita, almeno all'epoca, perché molti si aspettano una sorta di grazia, di clemenza per forse il giocatore, ma in realtà per il personaggio più in voga della nazione, del paese, ma in realtà è il contrario, perché il sovrano dell'Arabia Saudita è molto più severo con i personaggi famosi, perché è come se loro dovessero dare l'esempio, e quindi se sbaglia un personaggio comune ha l'attenuante di non rappresentare altri che se stesso. Se a sbagliare è un personaggio famoso, la punizione deve essere doppia, perché è come se avesse una responsabilità anche nei confronti, diciamo, del popolo. È opinabile questo? Sì, la legge dovrebbe essere uguale per tutti, in tutti i paesi. Evidentemente per Al Owairan non è stato così. Una clemenza la avrà, perché gli saranno scontati 2 anni di reclusione. Anche qui entra in scena il mito e la leggenda. Si dice che uno dei figli del re dell'Arabia Saudita, molto appassionato di calcio ed adolescente nel 1994, abbia pregato e scongiurato il papà di lasciar libero quello che era stato il suo idolo da adolescente, che non poteva vedere in prigione. Fatto sta che dopo un anno
viene rilasciato anche per permettergli di prepararsi e di condurre l'Arabia Saudita al secondo mondiale della sua storia, e sarà così, però ormai ultra trentenne, Ovairan giocherà i mondiali di Francia 98, in cui l'Arabia Saudita è lontana parente di quella che aveva ben impressionato a USA 94, viene eliminata subito nel girone tra l'indifferenza generale. Ovairan giocherà poco e male, la sua stella si è ormai offuscata, l'Arabia Saudita va a casa, lui smette di giocare e per sempre però rimarrà l'eroe della cavalcata di quel gol meraviglioso contro il Belgio, e rimarrà per sempre nella storia dei mondiali, anche perché io continuo a vedere tante sigle televisive o di preparazione anche ai mondiali, in cui uno dei gol, insieme a quello di Maradona nell'86 in Argentina e Inghilterra, è quello proprio di Al Ovairan, perché io vi consiglio di andarvelo a vedere per chi non l'avesse mai visto. È un gol veramente bellissimo e vi consiglio di vedere l'eleganza, di ammirare l'eleganza di questo giocatore nei suoi dribbling. È veramente un gol fantastico per noi che abbiamo vissuto in diretta quel gol lì, che abbiamo visto davvero quel giocatore, quell'Arabia Saudita. Saed Al Ovairan rimarrà per sempre l'eroe dell'Arabia Saudita di USA 94. Poi quello che ha fatto dopo l'abbiamo scoperto in seguito, ma lui rimarrà sempre il giocatore di quella rete meravigliosa, di quello che chiamano il coast to coast. È stato veramente così. Iscrivetevi al canale, Ciao!